e suscita in voi il desiderio di fare nella vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana, più fraterna. E lui per questo vi dico, non accontentatevi del passo presente di chi si accoda in fondo alla fine. Non accontentate del passo presente di chi si accoda in fondo alla fine. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il regno di Dio e impegnarvi per un'umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fratellanza. Rischiate, andate avanti. Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella Chiesa è un po' lento e timoroso, attratti da quel volto tanto amato che adoriamo nella Santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinge in questa corsa in avanti. Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso. Lavorando nella sua vigna troverai la risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te. Che senso ha la mia vita? Cari fratelli e sorelle, non scoraggiamoci. Anche nei momenti bui della vita, quando il tempo passa senza darci le risposte che cerchiamo, chiediamo al Signore che esca ancora e che ci raggiunga là dove lo stiamo aspettando. Il Signore è generoso e verrà.